Ecco, in questa classe potete chiamarmi, se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano. Buon pomeriggio signori, io sono Lord Perso e iniziamo finalmente un nuovo universo, una nuova storia, una nuova alba. In questa puntata racconterò a sommi capi che cosa è successo in questo futuro alternativo. Ci troviamo in un futuro possibile che parte proprio, mette le radici proprio nei giorni nostri e si proietta nelle stelle. Prendete appunti ragazzi, perché quello che accadrà in questa serie potrebbe effettivamente accadere e quindi è meglio essere preparati agli eventi del futuro. Io sono Lord Perso e benvenuti in una nuova serie. Let's go. Ci troviamo nel sistema solare. Il sole è diventato estremamente caldo. Sulla Terra i terrestri hanno iniziato a subirne gli effetti. Tutto è peggiorato sulla Terra. Le condizioni di vita non erano più gestibili. Perciò i potenti della Terra si sono messi a oscurare il cielo. L'oscuramento del cielo ha provocato una glaciazione della Terra. La Terra, da clima mite per lo più, è passato ad un clima alpino. La Russia è completamente ghiacciata. Il Nord Europa è completamente ghiacciato. Il Canada è completamente ghiacciato. Il polo sud e il polo nord hanno duplicato la loro estensione e la vita si è concentrata in una piccola fascia attorno all'equatore. In questo contesto, alcuni fenotipi presenti in determinate etnie della popolazione hanno portato un vantaggio considerevole a chi le aveva. Si è sviluppata perciò una razza di uomini molto validi che, grazie a delle scelte illuminate che hanno effettuato nel corso del loro cambiamento, della loro maturazione, del loro adattamento a questo clima, hanno portato la popolazione a sviluppare, a guardare verso lo spazio, verso l'ignoto e a gettarsi nell'esplorazione spaziale. Questa corsa allo spazio, che è avvenuta su tutto il globo abitato, ha dato poi origine a diversi impulsi socio-economici che hanno fatto collassare le varie nazioni. Non esiste più un'America potente, non esiste più una Russia potente, non esiste più, ma le piccole nazioni hanno iniziato a sfaldarsi. Come prima cosa, per quanto riguarda l'Europa, nel quale si concentra la nostra storia, abbiamo assistito all'Italexit. Dopodiché anche l'Italia si è frantumata grazie a un uomo che rispecchia tutte le qualità della cultura celtica, che ha preferito eliminare la zavorra, il peso che aveva, per poter prendere poi il volo verso il cielo, verso le stelle, verso l'ignoto, verso il futuro della razza umana. E questa, signori, questa terra che si è separata rappresenta la speranza per l'umanità, signori, questa terra è stata nominata la Padania. Padania libera. Finalmente
la Padania, dopo anni, è riuscita a separarsi dal centro-sud italiani e a concentrare in tutte le sue terre la ricchezza e a sprigionare un potenziale umano incredibile, incredibile, che ha portato l'uomo ad evolversi, a fare un passo evolutivo al di sopra delle sue capacità. Ma signori, la storia non è finita qua. La storia gira intorno a una persona e a un gruppo di uomini coraggiosi e valorosi che hanno permesso tutto questo. Il leader di questa fazione, ovviamente, è il leghista Matteo Saltini. Matteo Saltini, dopo aver ottenuto un enorme successo elettorale, è riuscito a creare un ordine cavalleresco proprio perché c'erano questi di ideali di onore e rispetto e di protezione della patria. Questo ordine cavalleresco, attorno a una tavola rotonda, che prende le decisioni per la Padania. Inoltre, grazie all'avanzamento tecnologico della Padania, si è riusciti a creare un enorme habitat fuori dalla terra, in modo tale che veramente i padani siano liberi e abbiano la possibilità di espandersi, di espandere la loro popolazione senza dover occupare altre terre, andando a creare delle guerre. Si è partiti poi per l'esplorazione spaziale. Il contatto con altri mondi, altri pianeti, ha portato alla luce delle prove che la Madonna sia veramente esistita, non sia solo uno spirito ultraterreno, ma che sia un corpo tangibile, in grado di interagire con la dimensione attuale nella quale ci troviamo, nella quale si trovano i nostri personaggi. Perciò, convinto di questo, Matteo Saltini ha iniziato l'era dell'esplorazione spaziale e ha portato tutti i cavalieri a seguirlo in questa spedizione che servirà a rintracciare la Madonna. La sua fede incrollabile ha portato a enormi risultati e noi vedremo come la sua ricerca spasmodica porterà nel futuro tutta l'umanità, ma soprattutto alla beatificazione del popolo padano. Io sono Lord Perso, signori, rimanete con me perché ne vedrete delle belle.